causa del decreto 121 approvato nel 2023, quindi una norma statale, da ottobre del 2025 è previsto il blocco dei veicoli Euro 5 diesel in Veneto, in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Piemonte. Poiché questa norma sta creando parecchio disagio, le 4 regioni del bacino padano stiamo interloquendo con il governo, con il ministro Pichetto Fratin e con il ministro Salvini, affinché questa norma venga modificata e si possa circolare anche da ottobre del 2025 con i veicoli Euro 5 diesel. Devo dire che abbiamo trovato un riscontro positivo da parte del governo e quindi stiamo attendendo che ci sia questa modifica di legge su cui io sono particolarmente fiducioso. Quindi in sostanza il blocco era previsto da una norma nazionale, ma il governo ha dato apertura sulla possibilità di togliere questo blocco con una ulteriore norma statale che va a modificare la precedente.